Mister Mauro Zironelli, arriva un pareggio in rimonta sul campo del Portogruaro. Come analizzare questa gara dopo essere andati sotto a inizio ripresa? Ma è stata una partita un po', diciamo così, avara, un po' di emozioni, no? Perché non è che ci sono state tante occasioni da una parte e dall'altra. Abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo provato a spingere, non ci siamo riusciti a sbloccare, poi abbiamo preso nell'unico tiro in porta il gol. E siamo stati bravi poi a non perdere la pazienza nel provare, non era facile perché siamo abbassati davanti all'area, non era semplice e fortunatamente poi siamo riusciti con Crosara a riportarla in parità, ma penso che sia un risultato giusto. Hanno fatto una buona partita entrambe le squadre, combattuta, anche pulita, diciamo così, ideale, nel senso non ci sono stati grossi. L'arbitro ha arbitrato secondo me un'ottima partita, non ha badato alle solite urla, eccetera, che finalmente abbiamo visto un po' una partita modello inglese, dai. Mister, il cambio azzeccato, no? Dentro Crosara, un difensore per un difensore, poi secondo gol stagionale per lui dopo quello di Belluno, simile su calcio d'angolo. I cambi hanno premiato da questo punto di Ma vista. dovevamo avere un po' più di pazienza con Mileto che è un po' più di costruzione. Ho preferito avere un po' più palleggio e poi abbiamo avuto un po' di cross dove abbiamo prodotto qualche calcio d'angolo in più rispetto a loro, perché loro non penso che ne abbiano battuti, penso uno nel primo tempo. Quindi siamo stati bravi comunque a non concedere niente praticamente, a parte appunto quel tiro dal limite dell'area, però devo fare i complimenti a tutti, chi ha giocato e ha tenuto botta perché siamo in un momento insomma abbastanza faticoso dove giochiamo mercoledì, domenica, ne abbiamo altre 4 a dicembre, quindi sarà importante farsi trovare pronti come si sono fatti trovare pronti quelli che hanno dato il cambio nel secondo tempo.